Il cumulo. Tukaj je nekaj posnetkov, kako mi delamo kupe kompostne. Questa è la sostanza già preparata. To je substanca, ki je že preparirana. Grosso modo si fa un trapezio. Ponavadi v obliki trapeza. Questa è la sezione. To je izrez. Sono soltanto misure indicative, non è così obbligatorio. To so pač približne te razdalje, širine, višine in zgornje širine, recimo spodnje širine 1,5 do 2,5, višine kupa 1 do 1,20 m. La base potrebbe essere 150. To je osnov spodaj, ne? Na spodnjem delu, ja, 1,5 do 2,5 m. Altezza 100-120. Višina 1 do 1,20 m in širina zgornje. La parte superiore 40-80. 40 do 80 cm. Poi si fanno dei fori, potem naredimo luknje, dove si mettono i preparati da cumulo, kjer pač vnašamo preparate za biodinamične preparate za hitrejše pregrevanje. E poi il tutto viene coperto con la paglia. Potem vse pokrijemo s tramo. Questa è anche una lavorazione molto delicata del terreno. To je tudi primer obdelave terena. I preparati biodinamici sono 2 da spruzzarsi. 2 preparata škropimo. Uno per le piante, uno per il terreno e uno per le piante. 500 za zemljo in 501 za rastline. Questo è come fosse uno stimolo alla vita nel terreno. To je pač 500 stimulira življenje v tleh. Perché abbiamo detto che il terreno è ricco di vita. Zemlja je bogata življenja. Pensate una cosa molto facile e semplice. Pomislite na eno zelo enostavno stvar. Pensate al lievito nella farina. Pomislite na kvas v moki. Voi mettete un po' di lievito. Unesete nekaj kvasa, l'acqua, vodo, muovete la farina, quindi portate l'ossigeno in pač dovajate kisik. E in poche ore questa massa v nekaj urah ta masa zraste. È aumentata moltissimo la vita all'interno. Izredno se poveča življenje v perché noi abbiamo creato le condizioni perché la vita si sviluppasse. Prispevali smo, skreirali smo pogoj, da pač življenje raste. Stanca? No. La stessa cosa, il 500 è come se fosse il lievito nel terreno. 500, preparat 500 je v bistvu podobno kot ta kvas v testu. Porta informazione di vita come il lievito. Vnaša informacije do tla, tako kot kvas v testo. E se ci sono le giuste condizioni come acqua e ossigeno nella farina, in če so dobri pogoji, dovolj kisika, anche nel terreno la vita si moltiplica moltissimo. V terenu se ravno tako življenje izredno poveča. E questo insieme ad altre cose, insieme alle buchi spiega perché in poco tempo si può arrivare a una grande quantità di humus. In to tudi potem razlaga, da se lahko humus v tleh poveča. Nei nostri terreni sabbiosi, vicino al mare, v naših peščenih terenih ob morju, siamo arrivati da una sostanza organica di 0,6 smo v bistvu od organsko osnovo v tleh povečali od 0,6% a circa 4 o più di 4%. Na 4 do